Allora, questo libro per noi rappresenta la nostra storia fino al 2000, diciamo all'anno 2000. È stato realizzato nel 1999, come diceva prima Max Solinas, da 7 artisti e rappresenta quello che è il Mazzarol, schivo, furtivo, che si nasconde, non si fa mai vedere, dispettoso. È quello che andava a legare le code delle mucche ai contadini, poi faceva dispetti, però di animo buono. E dal 1999 questo libro ha vissuto, tra virgolette, prima un po' di vicissitudini, prima in un magazzino nascosto, poi circa 15 anni fa l'abbiamo trasferito nella nostra sede, che è poco distante da qui, e l'abbiamo esposto nella nostra sede, però è sempre rimasto un po' all'oscuro. Adesso siamo ben felici che sia stato notato, in primis dal sindaco Cristiano Soler, che un giorno ci ha chiesto: ma perché non lo facciamo un po' rivivere questo libro? Perché è una meraviglia. Quindi perché abbiamo un artista qui che ha contribuito a costruirlo, e quindi sarebbe l'occasione giusta durante Artigianato Vivo per farlo, per dargli nuova vita, perché per noi rappresenta appunto la storia fino all'anno in cui è stato costruito e anche un po' oltre.